Allora, composizione della gara categoria allievi, un gruppone dell'Atletica Mogliano con Francis Quassi, Amon, Luca Braga, Stefano Ghenda, Alessandro Gigli, Jacopo Labi, Tobia Labi e Alberto Pasin e Nicolò Tonicello. Poi Montecchio Precalcino con Alex Guerra, Luca Pregrasso, Paolo Perizzari e Michele Vencato. Assindustria Rovigo con Alessandro Amato, Riccardo Tosi, Valentino Rettore. Atletica San Marco con Matteo Stradiotto, la Atletica Di Marco con Atletica Di Marca con Isacco Bonesso, Andrea Cassol, Riccardo Fogliato, Angelo Suman. Dolomiti Belluno con Andrea Romanin, Polisportiva Sporting Club Noale con Mohamed Audate. Vissabano con Francesco Dall'Arena, Cristian Pressato e Marco Fabian. Valpolicella con Alberto Sabadini e Enrico Bazzani. Ana Atletica Feltre con Emilio Perco, Luca Perenzin, Federico Polesana, Mattia Rossi e Luca Scopel. Assindustria Padova con Dylan Titon. E poi ancora Atletica Vicentina con Giuliano Boschetti, Andrea Fortuna, Stefano Furlani, Alex Lanaro, Alessio Morini, Giulio Tessaro e Michele Scolaro. E Gagno Autotrasporti, Atletica Ponzano con Alessandro Gagno, Manuel Mussato e Narada Pereira. Sono 44 i concorrenti partenti in questa gara della categoria allievi, mentre gli amici del sito www.salcus.it, poi ancora Filippo Andrea Ose della Sindustria Rovigo e Matteo Stradiotto, grande gara a Onara per l'atleta veneziano della San Marco Venezia, Angelo Suman dell'Atletica Di Marca, poi Cristian Pressato che fa il suo esordio nel cross, lui che è uno specialista delle distanze veloci per il Vissabano, poi Emilio Perco, anche lui in ottima evidenza nella gara di Onara, ma soprattutto Dylan Titon, il dominatore del portacolori della Sindustria Padova, il dominatore di tutte le... Intanto vedo che già i concorrenti sono pronti sulla linea di partenza, siamo in perfetto orario, 10:35, sono pronti per partire i concorrenti della prima gara, della seconda gara, quella della categoria allievi. Partita la gara, subito rompe gli indugi Dylan Titon e si porta al comando, lo segue Matteo Stradiotto e anche Alessio Morini, ma vediamo anche Michele Scolaro nel gruppo di testa. Siamo alle prime battute, c'è anche Cristian Pressato nel gruppo dei primi concorrenti. Non ha esitazioni gli inseguitori. Anche Andrea Fortuna dell'Atletica Vicentina nel gruppo degli immediati inseguitori con Michele Scolaro, Emilio Perco che guida l'inseguimento degli altri concorrenti, ma fa gara solitaria già fin dai primi metri Dylan Titon che ha già preso un 30 metri circa. Alessio Morini insieme a Matteo Stradiotto, Alessio Morini dell'Atletica Vicentina insieme a Matteo Stradiotto a guidare l'inseguimento. Ora stanno tornando verso di noi i concorrenti, vediamo, eccolo che sta risalendo Dylan Titon con un vantaggio che ora è nell'ordine dei 70 metri circa. Sempre Matteo Stradiotto insieme a Luca Braga e a Alessio Morini, c'è un terzetto dell'Atletica Vicentina, Alessio Morini. Matteo Stradiotto alle sue spalle, allunga il gruppetto degli inseguitori, lo segue Luca Braga e Alessio Morini, poi Michele Scolaro, poi Fontana, Fortuna, Andrea Fortuna, poi Emilio Perco insieme a Stefano Ghenda, Angelo Schumann,
continua ad aumentare il vantaggio del Battistrada, mentre alle sue spalle è interessante seguire la lotta per le posizioni di rincalzo, che sembra essere ancora abbastanza aperta per il momento. Anche Stefano Furlani dell'Atletica Vicentina si sta portando nel gruppo degli immediati inseguitori. Che sono guidati sempre da Matteo. Vai Francis! Dai, Da Matteo Stradiotto. Vai Francis! Vai, vai! Vai Luca, vai! Dylan Titon intanto sta sopra l'argine e si sta lanciando verso la parte più ampia del percorso. Si è formato alle sue spalle un gruppetto di 7 unità che sta procedendo compatto. Vai Jacopo! Vai Ale! Dai Luca, 15! Siamo in attesa di vedere in lontananza nella parte visibile lontana eccolo Dylan Titon che sta procedendo nel tratto parallelo al fiume. Non è calata la sua andatura, sì, anzi se possibile sembra aumentata. Il suo vantaggio ora è Dai Alex, vai! nell'ordine dei 150 metri, non si vedono ancora i suoi inseguitori. Eccoli, sempre Matteo Alex, Stradiotto dai! che guida l'inseguimento con Luca Braga, Alessio Morini. Stefano Ghenda si è portato anche nel gruppo degli immediati inseguitori. Attendiamo di vedere riapparire, tra poco rivedremo Dylan Titon che si porterà verso la zona dell'arrivo per andare ad iniziare il secondo ed ultimo dei due giri grandi. Solitaria la sua gara, cresciuto ulteriormente già in buona evidenza nella passata stagione, ma cresciuto ulteriormente in questa stagione il trevigiano in forza alla Sindustria Padova. Nella zona del traguardo per andare ad iniziare l'ultimo giro. Direi di applaudirlo perché coraggiosamente si è portato al comando senza fare calcoli ed ora sta navigando, diciamo, con un quasi 200 metri di vantaggio nei confronti di tutti gli altri inseguitori. Un altro passo è il suo, mentre alle sue spalle vediamo un gruppo che è composto da Matteo Stradiotto, Luca Braga, Michele Scolaro, Alessio Morini, Stefano Ghenda